24.000 posti di lavoro persi in provincia quest'anno sui 180.000 a livello regionale. Allarmante il report analizzato dalla UIL. Disoccupazione che al 31 marzo 2014 registra 1.530 imprese in meno, sempre nella Marca, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Così dalla Camera di Commercio provinciale. Noi non abbiamo mai superato, se non di poco, la soglia del 3% di tasso di disoccupazione. Oggi purtroppo siamo oltre il 7% e quindi questo è un dato che, seppur sotto la media nazionale di 5 punti, ci preoccupa molto. Artigiani preoccupati perché in balia dell'innovazione tecnologica causa timoria di imprese, la denuncia di CNA Treviso. Questa nuova tecnologia, se non accompagnata da una formazione adeguata degli operatori, e ovviamente io mi preoccupo in primo luogo dei nostri soci che sono artigiani e dei loro dipendenti, è chiaro che porrà in gravissime difficoltà le imprese. Le contrazioni più consistenti già in atto e su base trimestrale nella metalmeccanica, nel legno arredo e nella moda. C'è bisogno di dare al secondario un apporto con la ricerca, con nuovi prodotti, con nuovi processi. Sindacato dubbioso sulla concretezza del decreto lavoro del governo e pronto a mobilitazioni e barricate. Fare pressione forte nei confronti dell'opinione pubblica e delle istituzioni per far valere le ragioni che sono comuni a tutti i cittadini, questo sì.